È stato dimesso ieri dal reparto di pediatria, è un bambino che aveva una polmonite batterica classica. La paura è passata per un bambino di soli 2 anni cui il virus del Covid ha scatenato una polmonite batterica. È il 20° bambino dall'inizio della pandemia arrivato in pediatria a Treviso. Nessun caso grave. A preoccupare forse di più nelle ultime ore ai sanitari è la sindrome post-Covid. 2 bambini sono attualmente ricoverati a Padova. Abbiamo avuto 7 casi noi, da marzo, l'ultimo dimesso una settimana fa. È una superinfiammazione, un'attivazione incontrollata del sistema immunitario che provoca danni multiorgano. Colpisce frequentemente il cuore, anche con quadri severi, colpisce molto frequentemente l'apparato gastrointestinale. Sono bambini che entrano con un tampone negativo perché l'infiammazione si scatena soltanto dopo 2-6 settimane dall'infezione da Covid. 4 bambini su 7 sono entrati in ospedale con una diagnosi di sospetta appendicite. Tutti sono bambini sopra i 7 anni. Nell'80% dei casi l'evoluzione è buona, tutti i nostri 7 pazienti sono andati molto bene. La cura è quella di bloccare l'infiammazione, quindi si fanno le immunoglobuline, gli anticorpi e il cortisone ad alte dosi. Per ora a Treviso non è stato identificato nessun caso invece come quello in cura al Burlo Garofalo di Trieste di mutazione scozzese del Covid. Primo caso di mutazione già individuata ma soltanto negli adulti. Se in generale le sindromi respiratorie come le bronchioliti sono drasticamente diminuite dall'inizio della pandemia, anche grazie ai sistemi di protezione individuale c'è un dato che non deve essere trascurato e che preoccupa parimenti chi ha in cura la salute dei bambini. Un aumento del 20-30% purtroppo dei bambini invece con problematiche neuropsichiatriche. Ad esempio? Ansia, depressione, autolesionismo, disturbi della condotta alimentare, difficoltà familiari a gestire bambini con problemi già in precedenza. Anche questa è un'emergenza.